benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Catania, con il rientro del Fercolo della patrona in cattedrale, conclusi i giorni dell'incontro di Sant'Agata con il suo popolo. Partecipazione ordinata in piena sicurezza, boom di ascolti per le nostre dirette TV e streaming. Ora si lavora per ripulire le strade di Catania da tonnellate di cenere, chiusi un tratto di via Etnea e via Caronda. In extremis, dopo il nostro servizio al TG Sicilia, rimossa la cabina telefonica rovesciata sul marciapiede in via Libertà. Ad Alcamo, provvedimento disciplinare del vescovo di Trapani per il parroco di San Giuseppe, già sospeso in precedenza. La decisione dopo le segnalazioni di comportamenti gravi del prelato nei confronti di alcuni parrocchiani. Nelle scuole siciliane 11.000 sentinelle tra gli stessi giovani contro il bullismo è il progetto che punta a contrastare quella che è ormai un'emergenza sociale. Gli studenti del liceo Volta a Caltanissetta hanno trovato enormi discariche a cielo aperto, allarmati hanno scritto al presidente della regione. A volte mi sento un marziano, travolto da una burocrazia sciatta, duro attacco del governatore Schifani agli uffici regionali. Cucinotta, neopresidente della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura, non c'è più tempo da perdere. Da martedì 11 un Sanremo pieno di siciliani, da Marcella Bella in gara alla serata delle cover, passando per l'ospite Miriam Leone. Calcio, a Palermo, prime parole del nuovo acquisto Poyampalo, felice di vestire il rosanero. Il Catania, con molte assenze, domenica sarà di scena in casa della capolista Monopoli. Bentrovati, si sono conclusi i giorni di Agata tra il suo popolo. Dopo 18 ore di processione per il giro interno del 5 febbraio, alle 11:30 di questa mattina Sant'Agata saluta i suoi devoti per rientrare in cattedrale. Edizione 2025 ordinata e in piena sicurezza. Boom di ascolti per le nostre dirette in TV e streaming. Agata guarda la città, guarda l'Etna. Sono le 11:30 del 6 febbraio quando Sant'Agata è già posizionata sul suo tronetto davanti l'ingresso della cattedrale di Catania e si gira per l'ultimo saluto ai suoi cittadini. Poi si è rivolta verso l'interno della cattedrale e poi adesso di nuovo, quasi proprio per l'ultimo saluto, l'ultimo arrivederci, di nuovo verso Piazza Duomo e adesso in cattedrale, a casa possiamo dire. La Santa Patrona viene sollevata dall'abbraccio del suo popolo bianco. Pochi minuti dopo quelle braccia diventano le sue gambe e ondeggiando Agata rientra in cattedrale tra lo sventolio festante dei fazzoletti bianchi, i telefonini puntati, gli occhi gonfi di lacrime e il cuore colmo di gioia e tristezza perché passerà un anno prima di rivederla di nuovo in giro per la sua città. All'altare dove sosserà nei prossimi momenti. Tutti coi fazzoletti in aria. La giornata del giro interno era incominciata 18 ore prima. Sono le 17:15 quando Sant'Agata si affaccia su Piazza Duomo, salutata da un tripudio di applausi e fuochi d'artificio. La processione procede lenta e composta per tutta la notte. L'edizione del 2025 si caratterizza per l'ordine e la sicurezza, nonostante l'immancabile pienone di devoti cittadini, pellegrini e turisti. Alle 6:30 i fuochi del borgo. Alle 9:40 è il momento della salita di San Giuliano, intrapresa al passo. 9:40, però il centro è rimasto pieno e infatti è assolutamente a passo. Sono le 10:18 quando le monache di clausura intonano il loro canto in via Crociferi e poi spediti verso Piazza Duomo. La maratona TV di Antenna Sicilia e Telecolor ha raggiunto il mondo intero grazie allo streaming sulla Sicilia Web, guardato da un impressionante numero di spettatori da tutta Italia, Germania, Malta e Regno Unito nella top 10 degli accessi, ma anche da paesi come Brasile, Indonesia, Thailandia, Mauritius, Kenya. Devoti tutti e in tutte le lingue del mondo.
È una soddisfazione, è una cosa molto bella. Adesso però si lavora per ripulire le strade da tonnellate di ceneri chiusi e un tratto di via Etnea e via Caronda. In extremis, dopo il nostro servizio proprio su Antenna TV, è stata rimossa una cabina telefonica che era rovesciata sul marciapiede in via Libertà, un potenziale pericolo in vista della processione. Tonino De Mana. Il rientro a casa di Agata poco prima di mezzogiorno sancisce la fine della festa, quindi tempo di bilanci e soprattutto del ritorno alla normalità. Passata la Santa, già dalle prime ore del mattino la Gema, società aggiudicataria della polizia nell'Ottocentro, è all'opera per rimuovere tonnellate di cera riversate sulla sede stradale. L'obiettivo è ripristinare la viabilità entro 48 ore, quando sarà il grip test che sarà effettuato con un mezzo dei vigili urbani a dare il via libera alla riapertura di via Caronda e di un tratto di via Etnea. Un meccanismo ormai collaudato che perfezioniamo di anno in anno. Non appena la Santa è partita da piazza Cavour, dal borgo, siamo subito intervenuti, abbiamo iniziato la rimozione della segatura con i vari bobcat accompagnati dalle spazzatrici immediatamente. Oggi il grosso della segatura viene rimosso, sono già all'opera i cannellisti in questo momento, i cannellisti e le idropulitrici che lavoreranno H24 non stop fondamentalmente per cercare di consegnare entro 2 giorni. Nel percorso di Agata si segnala la caduta di una lastra di metallo da un balcone di via Umberto che ha ferito in modo non grave una donna, a testimonianza dei potenziali pericoli dall'alto che noi stessi avevamo denunciato alla vigilia della festa. Dal basso invece prendiamo atto che ancora una volta siamo stati ascoltati. La cabina telefonica che vedete era adagiata sul marciapiede di via Libertà da oltre 3 settimane con tanto di sopralluogo dei vigili urbani. Dopo il nostro servizio e in vista del passaggio della Santa è stata finalmente rimossa e qualcuno grida già al miracolo. Le altre notizie: ad Alcamo provvedimento disciplinare per il parroco di San Giuseppe Sebastiano Adamo. La decisione del vescovo di Trapani è arrivata dopo una serie di segnalazioni di comportamenti gravi ma ancora oscuri del prelato su alcuni parrocchiani. Laura Spanò. La comunità della parrocchia di San Giuseppe di Alcamo, dopo mesi di silenzio, ha tirato un sospiro di sollievo alla notizia diramata dal vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli, che in via cautelativa ha notificato un provvedimento disciplinare canonico all'ex parroco Sebastiano Adamo, 44 anni, già rimosso dal suo incarico nei primi mesi del 2024. Il provvedimento, da quanto si apprende, è arrivato a seguito di segnalazioni di una certa gravità sul comportamento del prete, giunte sul tavolo del vescovo, il quale aveva già provveduto a sostituirlo pro tempore con Don Franco Finazzo. La disposizione restrittiva nei confronti del sacerdote di Calatafimi è stata presa a seguito di una indagine canonica avviata dal vescovo attraverso un suo delegato esterno alla diocesi. Ad Alcamo tutti sapevano del prete e si erano accorti anche che da qualche tempo di lui non vi era più traccia né in parrocchia né fuori. Molti però sapevano cosa era veramente accaduto. Così, per placare le voci, è intervenuto lo stesso vescovo, il quale ha informato la comunità sulla sua decisione di sospendere Don Sebastiano. I motivi sono ancora oscuri e delicati. Don Sebastiano Adamo è stato ordinato prete nel 2006. Era stato prima a Castellammare del Golfo, poi a Trapani con una breve esperienza nella chiesa del Santissimo Salvatore. Anche qua fu rimosso, era il 2016. In quel caso però la vicenda ebbe anche strascichi giudiziari. Poi nel 2023 era tornata a dire messa nella parrocchia di San Giuseppe ad Alcamo. Ora la parola passa al Vaticano. Nelle scuole siciliane 11.000 sentinelle tra gli stessi giovani contro il bullismo. È il progetto che punta a contrastare quella che è ormai un'emergenza sociale. Marco Gullà. Lotta al bullismo e cyberbullismo. Dalla Sicilia parte un progetto che coinvolge oltre 11.000 studenti di 276 istituti superiori che sono stati formati all'ascolto dei loro coetanei per prevenire e contrastare episodi di bullismo. Saranno sentinelle contro la violenza e a servizio degli adolescenti. Il progetto sperimentale è chiamato Uno Nessuno 100 Giga, elaborato e coordinato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e finanziato con quasi 2,5 milioni di euro dalla Regione. È stata sicuramente un'esperienza che ci ha dato consapevolezza, perché comunque
siamo contenti e consapevoli di aver fatto qualcosa di importante, di aver contribuito nella lotta contro un fenomeno che comunque persiste e contro cui dobbiamo combattere. Secondo i dati dell'Ufficio Statistico Regionale, nell'isola la percentuale di minori che ha subito atti di bullismo e di cyberbullismo si aggira intorno al 20%, 2.700 in Italia i casi raccolti di emergenza dal telefono azzurro. Formazione e soprattutto denuncia le armi contro quella che è un'emergenza sociale. A Caltanissetta gli studenti di liceo Volta, alla scoperta delle miniere del cimitero dei Carusi, hanno trovato invece enormi discariche a cielo aperto. Allarmati hanno scritto al presidente della regione Schifani. Rita Cinardi. Un'enorme discarica a cielo aperto è stata trovata da studenti e docenti del secondo anno dell'indirizzo tecnico trasporti aeronautico del liceo Volta di Caltanissetta, mentre si trovavano per un progetto scolastico insieme ai loro docenti in un'area del demanio pubblico nelle vicinanze della miniera Gessolungo. Così hanno deciso di scrivere al presidente della regione Renato Schifani e ad altre istituzioni nella speranza che l'area venga non solo bonificata ma anche rivalorizzata. Lo scopo della visita scolastica era quello di conoscere l'ex villaggio dei minatori di Santa Barbara, le miniere tra Bonella e Gessolungo, il cimitero dei Carusi, le Maccalube di Terrapelata e l'area di Monte Sabbucina, ma alla fine, con loro grande delusione, gli studenti hanno trovato enormi cumuli di rifiuti. Abbiamo trovato un totale stato di degrado, di abbandono, di incuria da parte di chi ovviamente ne aveva la responsabilità. Al termine della loro lunga lettera a Schifani, studenti e docenti hanno chiesto un impegno ufficiale inderogabile affinché coloro che sono responsabili di queste aree se ne prendano cura. A volte mi sento un marziano travolto da una burocrazia regionale sciatta. Duro attacco del governatore Schifani agli uffici regionali troppo lenti e ingessati. Maglio Viola. Niente più sconti alla burocrazia regionale a nessun livello, niente sconti ai dirigenti generali che non stanno al passo e niente sconti ai manager della sanità che non governano i loro ospedali. Il presidente della regione Renato Schifani usa l'incontro con la stampa a margine della festa di Sant'Agata per ribadire scelte da cui non si torna indietro. Ho voluto dare un segnale chiaro che chi sbaglia deve assumersi le proprie responsabilità, ha detto il presidente parlando di quanto avvenuto nella sanità. Ma il governatore adesso ha voluto allargare il discorso ai dirigenti generali della regione, 4 dei quali sembrano essere in procinto di non venire riconfermati. Registro un sistema amministrativo burocratico che rispetto al sottoscritto e agli assessori che andiamo a 300 all'ora cammina a 50 all'ora. I tempi di attuazione delle mie indicazioni a volte si perdono nella sciatteria. Schifani è molto duro con il sistema burocratico regionale. Vedo che le indicazioni poi seguono un iter molto lento, diluito nel tempo, cioè non c'è entusiasmo in parte della burocrazia. C'è una grossa parte di questo sistema che si è incrostato, per cui mi ritrovo certe volte a vivere un mondo diverso, a volte mi sento un marziano. Nelle parole di Schifani, fra le righe, si legge la conferma delle indiscrezioni di queste ore, secondo le quali 17 dirigenti nei prossimi giorni ruoteranno. Per 4 di loro non ci sarà la riconferma e arriveranno da 2 a 4 nuovi ingressi, mentre anche per chi ha fatto bene non si potrà sfuggire alla regola della permanenza massima di 5 anni nel ruolo. A Palermo, nuovo lancio di sassi su un autobus dell'Amat, l'azienda pubblica dei trasporti. Alcuni giovani hanno colpito con le pietre la vettura 214 e hanno distrutto un finestrino. Sono intervenuti i carabinieri. I finanzieri di Palermo hanno sequestrato 3.000 litri di latte bovino senza tracciabilità, destinato alla trasformazione in prodotti caseari. Per fortuna sono intervenuti in tempo. Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Al lavoro la nuova presidente della fondazione, l'ex prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta. Non c'è più tempo da perdere, ha detto a Davide Sardo. È ufficialmente iniziato il mandato di Maria Teresa Cucinotta alla guida della Fondazione Agrigento 2025. L'ex prefetto di Palermo, subentrata a Giacomo Minio, ha avviato incontri con le istituzioni locali ed il Consiglio di amministrazione del progetto Capitale Italiana della Cultura per pianificare le nuove iniziative. Tra le priorità la costituzione di una cabina di regia nel Palazzo del Libero Consorzio Comunale per coordinare le iniziative per i prossimi mesi.
È necessario per Cucinotta definire rapidamente l'assetto organizzativo della Fondazione per garantire una gestione efficiente e valorizzare al massimo questa opportunità per Agrigento e per la Sicilia. Certamente in sintonia con tutte le istituzioni, con tutti anche i soci fondatori della Fondazione e soprattutto anche con la Regione Sicilia, che sta dando anche un grande supporto con il consorzio della provincia, il libero consorzio di Agrigento, che ci sta aiutando in termini di individuazione di locali e strutture e mezzi, e quindi abbiamo una sintonia che speriamo ci aiuti a recuperare un po' il tempo. Chiesto anche un potenziamento del personale fondamentale per affrontare le sfide organizzative in vista dell'anno da capitale italiana della cultura. Il dramma degli sfollati di Trappeto Nord a Catania: prosegue l'attesa, ma scarseggiano le soluzioni per dare un'abitazione alle famiglie ancora senza casa. Tonino De Mano. Un panorama spettrale con 2 palazzine sventrate e cumuli di macerie ovunque. Un'enorme voragine realizzata per risalire alle cause e soprattutto all'origine della fuga di gas. Poi il nulla. Ecco quel che resta dell'esplosione che il 21 gennaio scorso ha sconvolto Trappeto Nord. Alcune transenne ed una recinzione delimitano ancora la zona rossa, ma dove sono gli abitanti di via Fratelli Gualandi? Di sicuro non sono alla festa di Sant'Agata, hanno altro a cui pensare visto che si ritrovano senza un tetto e ancor peggio, senza certezze. Aspettano e sperano che il telefono squilli in attesa di una proposta abitativa. Le precedenti, le suore o l'abitazione abusiva di via Mameli sembrano già cadute nel vuoto. Non abbiamo ben compreso quale sarà il futuro di questi residenti, perché l'amministrazione dà tante potenziali soluzioni che però poi non si concretizzano. Sugli sfollati di Trappeto aleggia lo spettro di via Castromarino. Praticamente metà di quella palazzina è rimasta in piedi, senza abitabilità, agibilità, non possono entrare in quelle case, continuano a pagare tributi locali e anche il mutuo, e queste persone non hanno una casa. E ricordo che è vero che era un'amministrazione diversa, ma all'epoca l'attuale sindaco era assessore a ramo e ci potevano pensare un attimino prima, no? Invece non è successo nulla, hanno dato all'epoca, perché abbiamo pressato l'amministrazione, un bonus una tantum, e poi alla fine si sono dimenticate di queste 8 famiglie di via Castromarino. Intanto prosegue a rilento il ripristino del gas. Passiamo allo spettacolo, voltando pagina. Anche quest'anno sarà un festival di Sanremo pieno di siciliani, da Marcella Bella, che è in gara alla serata delle cover, passando per gli ospiti come Miriam Leone. Ecco chi sarà sul palco dell'Ariston: Francesco Aloi. Ciao, siamo pronti per le prove. A Sanremo è tutto pronto. Quest'anno tra i 29 cantanti in gara ci sarà anche lei. L'ultima volta nel 2007, quando accanto al suo Gianni presentò all'Italia Forever per sempre. E con lei nella serata delle cover saliranno sul palco i Twin Violins, 2 gemelli, Mirko e Valerio, originari di Porto Empedocle. Ma nella stessa serata ci sarà spazio anche per il trio più famoso d'Italia, Il Volo, che accompagnerà la giovane Clara. E la sicilianità passerà anche attraverso gli ospiti. Nella seconda serata arriveranno Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. N, numero di telefono di Don Matteo. L'indomani invece sarà il momento della bellezza e dell'eleganza di Miriam Leone. Miss Italia 2008 è con il numero 97 Miriam Leone. E sarà targato Sicilia anche il Prima Festival con i Sansoni. Il duo comico palermitano sarà in squadra con Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Maria Sole Poglio. Quindi che dire, anche quest'anno il festival canta e parla siciliano. Evviva! Adesso è il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio le prime dichiarazioni dell'attaccante del Palermo, no? L'attaccante Poyampalo, scelta difficile dice, ma eccellente. State con noi, vi aspettiamo.
lancio prime parole da attaccante del Palermo per Poyampalo. È stata una scelta difficile ma eccellente per la mia carriera. Sono contento di essere rosanero. Domenica l'esordio contro lo Spezia. Marco Gullà. Esordirà domenica al Picco contro lo Spezia. C'è grande attesa per la prima partita in rosanero di Joel Poyampalo, che dopo aver salutato i tifosi al Barbera oggi è stato presentato alla stampa. Il finlandese ricorda ancora la standing ovation che la tifoseria rosanero gli attribuì nel match dell'anno scorso in campionato, quando indossava la maglia del Venezia. Sì, quello è davvero un ricordo straordinario che ho della mia carriera di calciatore e anche di uomo, perché avere 30.000 persone che ti applaudiscono, essendo appunto l'avversario che ha fatto dei gol, ricevere una standing ovation è stato sicuramente indimenticabile ed è incredibile pensare come vanno le cose della vita. Adesso sono qui dopo alcuni anni, le cose si sono combinate in questo modo e dopo la partita in effetti qualcuno mi disse: ti piacerebbe giocare qui? E io avevo risposto sì, perché no, magari un giorno, ed eccomi qua. Poyampalo ha anche rivelato che il Palermo era l'unica squadra di Serie B dove avrebbe accettato di trasferirsi e ha percepito il peso e l'importanza del club anche fuori dalla Sicilia. È stata una scelta difficile ma eccellente per la mia carriera, ha aggiunto il finlandese. Domenica la Spezia coppia d'attacco con Brunori, in porta invece il titolare sarà Audero. Il Catania, alla seconda trasferta consecutiva, trova un'altra protagonista del girone, il Monopoli. I pugliesi sono in testa alla classifica e i rossazzurri arrivano al match con diverse assenze. Marco Carli. Da una capolista all'altra, prima il Cerignola, che proprio grazie al successo con il Catania ha conquistato la vetta, ora il Monopoli, che è in testa con la squadra di Peppe Raffaele dopo il pareggio dell'ultimo turno a Benevento che è costato la panchina da Uteri. Il calendario di certo non agevole in un momento molto difficile per il Catania, fra il responso di una fine di mercato che non ha soddisfatto e una squadra che continua a fare i conti con un organico ridotto appesantito dalle assenze. Come detto ieri, Lunetta avrà difficoltà a tornare disponibile, si allena in gruppo Luperini, che deve trovare però il ritmo. Si allena anche il nuovo acquisto De Paoli e torna De Rose per Monopoli, dove, oltre agli infortunati, saranno assenti anche Quaini e Frisenna squalificati. Dunque difesa con gli uomini contatti in 4 per 3 posti, Gherardi, Del Fabbro, Allegretto e Gega come alternativa. Centrocampo con Guglielmotti, De Rose, Di Tacchio, Anastasio e Jimenez, in appoggio di Inglese con Montalto o De Paoli. Monopoli Catania sarà trasmessa in diretta in chiaro su Telecolor, collegamenti a partire dalle 14 di domenica con lo stadio Veneziani, poi dalle 15 la diretta della partita e alla fine le interviste in anteprima. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.